Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono, come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue, come di fuoco, che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Accomodatevi. Il passo che il popolo pentecostale conosce così bene, ama, questo di Atti capitolo 2, si introduce con quando il giorno della Pentecoste giunse. Era la festa di Pentecoste. E la scelta da parte di Dio del giorno di Pentecoste per adempiere la promessa del battesimo nello Spirito Santo non è casuale. Non è che per caso 50 giorni dopo la resurrezione di Gesù capitò, poteva essere un altro giorno. Dio sa scegliere i suoi giorni. Dio sa scegliere i suoi giorni. E il giorno scelto da Dio è oggi. Oggi, se voi udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Dio ha scelto il giorno di oggi, come scelse il giorno di Pentecoste. E lo scelse perché per gli israeliti il giorno di Pentecoste era un giorno importante, era un giorno che portava un messaggio. Israele ebbe sotto gli occhi per secoli il messaggio che poi fu chiarito nell'anno 33-35 più o meno dopo Cristo, il giorno in cui lo Spirito Santo scese. Lì fu chiarito tutto, lì fu tolto il velo. Ma gli israeliti, e immagino in modo particolare i giudei convertiti, quelli che appartenevano a Israele e poi accettarono il Signore come Salvatore, compresero, fu tolto il velo, l'ombra di beni futuri, quel giorno riguardo alla Pentecoste. Dio scelse la Pentecoste, era una delle 7 feste di Israele. Israele aveva 7 feste che si concentravano in 3 momenti dell'anno, di solito erano collocati anche in momenti dell'economia del popolo, era un'economia agricola e quindi erano collegati al raccolto, erano collegati a quello che potevano produrre. Ma in questi momenti dell'anno tutti gli uomini di Israele si dovevano radunare a Gerusalemme e celebrare il nome del Signore. E Dio aveva scandito la vita del suo popolo in 3 momenti dell'anno. Come Dio scandisce la nostra vita spirituale nei 3 momenti, il momento della Pasqua e poi la festa delle primizie. La Pasqua è il momento in cui abbiamo incontrato il Signore. Poi c'era la festa delle capanne, che era la festa che rappresentava il riposo di Dio, quello che noi abbiamo incontrato e ricevuto quando abbiamo ricevuto Gesù nel cuore. E poi c'era il tempo della Pentecoste. La festa della Pentecoste, o festa delle settimane, o festa della mietitura, avveniva 50 giorni dopo la festa delle primizie, che era il raccolto del primo orzo. E la festa delle primizie avveniva il giorno dopo la Pasqua e che era di domenica. E noi ci ricordiamo che di domenica è risorto il Signore, primizia di quelli che risorgono. La primizia è Cristo.
Cristo è il primo. Ecco perché ci dice Matteo che quando Gesù morì, risorsero alcuni morti, ma non furono visti in Gerusalemme fino a quando lui non risorse, perché lui è la primizia, e poi tutti gli altri. Ed era l'assaggio di dire: risorgerete perché il Signore vi ha dato la vita. 50 giorni la festa delle primizie, quindi 50 giorni dopo quella domenica si festeggiava il tempo della mietitura. Era un tempo del raccolto del frumento, era sicuramente un tempo di festa, perché è dura arare, è dura seminare, è dura innaffiare, ma poi c'è il tempo della mietitura, ed è quello il tempo che vogliamo. Tutti vorrebbero venire al tempo della mietitura. Quando si raccolgono gli operai per i vari lavori, molti dicono: no, quel giorno lì che voi arate io ho già un impegno, il giorno che seminate sono impegnato, il giorno della mietitura sono libero, vengo, e si raccoglie il frumento. Venivano preparati 2 pani lievitati. Uno di questi 2 pani rappresentava il popolo di Israele. Gli apostoli lo scoprirono presto. Il secondo pane rappresentava i popoli, i gentili. E Israele ebbe sotto gli occhi, per tutta la sua storia, che Dio aveva in mente di fare una mietitura che riguardava il suo popolo e tutti gli altri popoli. Sempre l'aveva detto il Signore. Venivano agitati questi pani, presentati davanti a Dio. I popoli della terra devono essere presentati davanti a Dio. Si leggeva durante la notte il libro di Ruth, una storia che parla di mietitura, ma notiamo che leggendo il libro di Ruth, Israele leggeva la storia di una pagana che veniva a far parte del popolo di Dio. Quindi un tempo di raccolta ampia su tutta la terra. Ed era 50 giorni dopo le primizie. L'opera che il Signore ha iniziato attraverso Cristo Gesù prosegue in noi. Questo è sinteticamente il significato della festa di Pentecoste, la festa della mietitura, la festa della grande raccolta. Dio non scelse a caso quel giorno. Dio non decise che una settimana dopo i 40 giorni di insegnamento di Gesù prima di ascendere al cielo. No, Dio scelse il 50° giorno, il giorno della Pentecoste, il giorno della festa della mietitura. In quel giorno Lui fece vedere con gli occhi, fece udire con le orecchie che Lui adempiva la promessa del Padre. Lui mandava la pienezza dello Spirito Santo. Il popolo pentecostale si chiama pentecostale. Si porta dietro il senso della festa, ricorda la Pentecoste, usiamo questa espressione, rinnova la Pentecoste, noi richiamiamo quella festa, a volte non ci rendiamo conto del senso di quella festa, ma questa mattina abbiamo fatto un breve riassunto. Questo parla di un senso di raccolta, di un senso di mietitura. Questo è il messaggio della discesa dello Spirito Santo. Dio inaugura col battesimo nello Spirito Santo il tempo della raccolta degli uomini e lo inaugura nella nostra vita. Il battesimo nello Spirito Santo è stato concesso per raccogliere tutti gli uomini ai piedi della croce. Raccogliere. Abbiamo letto prima. È stato predicato domenica scorsa, vi ricordate, dal profeta Gioele. Il passo che annuncia la pienezza dello Spirito Santo dice in conclusione: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Piccoli e grandi, uomini e donne, stranieri, dovremmo dire italiani, no, dobbiamo dire stranieri e giudei. E noi siamo tra gli stranieri. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ma questa invocazione, questo annuncio, questa promessa è data dopo quello che Dio disse in Gioele: e io spanderò il mio spirito sui giovani, sugli anziani, sugli uomini,
sulle donne, anche sui servi e sulle serve, ma Dio non stava facendo una discriminazione sociale, perché tante volte a quel tempo i servi e le serve erano gli stranieri. E Dio dice anche sugli stranieri, anche su quelli che voi soggiogate, perché non ritenete degni di far parte del vostro popolo, io spanderò il mio spirito e quando lo avrò fatto, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Questa mattina vogliamo chiedere al Signore il battesimo nello Spirito Santo per inaugurare nella nostra vita una stagione di raccolta, una stagione di mietitura. Il battesimo nello Spirito Santo ci è stato dato perché il Signore annuncia al suo popolo, annuncia a noi, annuncia ai suoi figli. È pronto, è ora di mietere. In Luca Gesù disse: la messe è grande e pochi sono gli operai. Pregate il Signore della messe che susciti degli operai. Perché? Perché è tempo di raccogliere. Dio ha un popolo numeroso, ha popolazioni enormi e noi non vediamo, che devono essere raggiunte dalla potenza del Vangelo, manifestata attraverso la potenza dello Spirito Santo nei figli di Dio. Nel passo della Samaritana, Gesù disse ai discepoli: voi dite che mancano 4 mesi per la mietitura. Voi dite che c'è da aspettare, ma io vi dico: alzate gli occhi e guardate, perché i campi biancheggiano già, sono già pronti, è tempo di mietere. È tempo che si giunga alla festa della mietitura, alla festa della Pentecoste. Lì io vi darò il mio spirito e voi, ripieni di Spirito Santo, andrete nel mondo e raccoglierete quello che deve essere raccolto e portato ai miei piedi. Questo è il battesimo dello Spirito Santo, il tempo in cui il Signore ci chiama a raccogliere per Lui. Ed è per noi adesso. Ed è per noi adesso. Fratelli, in cielo non ci sarà la festa della mietitura. È per il tempo degli uomini oggi questa festa. È ora che siamo chiamati ad annunciare un messaggio che non è semplicemente gettare un seme. Chi è ripieno di Spirito Santo è autorizzato ad aspettarsi che quel seme, cadendo, produca un frutto che cresca e sia raccolto per la gloria del Signore. C'è una grande differenza tra raccontare la storia di Gesù ed essere testimoni della sua resurrezione. E il Signore non chiese ai Suoi di raccontare la sua storia. Il Signore, Atti capitolo 8, disse: attendete, rimanete qui, c'è qualcosa che devo fare per voi, dovete ricevere potenza dall'alto e poi mi sarete testimoni e voi vedrete che differenza c'è tra chi è ripieno dello Spirito Santo e chi parla di Gesù senza sapere che cos'è il fuoco dello Spirito Santo che brucia nel cuore. Voi vedrete la differenza. E io voglio che la mia Chiesa non sia una Chiesa che racconta, non sia una Chiesa che racconta delle storie, ma sia una Chiesa ripiena del fuoco di Pentecoste. Quindi aspettate, devo fare ancora qualcosa per voi. E lo farò a Pentecoste, perché voi vi ricordiate, perché voi sappiate che l'annuncio che io imprimo nel vostro cuore e metto con una forza di propulsione verso il mondo è un messaggio che produce un raccolto. Ci sono libri e libri che parlano di Gesù, ma sono libri che non salvano. Ma Gesù ha chiamato dei popolani, li ha riempiti di potenza dello Spirito Santo, non hanno scritto libri, poche note. Lasciamo stare Paolo, eppure Paolo non scriveva, dettava. A Pietro, forse il Vangelo di Marco è la versione di Pietro del racconto di Gesù, non lo sappiamo, sono delle ipotesi di studio. Le epistole di Pietro sono 2 note, 4 pagine. E gli altri? Filippo? Lo zelota,
è un personaggio che ci incuriosisce, non hanno scritto libri, ma ripieni dello Spirito Santo sono andati e hanno visto uomini piegare il cuore davanti a Dio. Non ascoltare. Ti racconto di Gesù, ti dico di Gesù, ti faccio leggere di Gesù, ti faccio vedere il video di Gesù, il film di Gesù, la canzone di Gesù, e molti ascoltano. E noi siamo in un tempo in cui non c'è bisogno della Chiesa per far ascoltare la storia di Gesù. Basta accendere il telefonino, andare in internet, accendere la televisione. Ci sono le televisioni religiose, evangeliche, cattoliche, di ogni specie. Non c'è bisogno della Chiesa per raccontare la storia di Gesù. La Chiesa deve realizzare che il battesimo nello Spirito Santo è stato dato nel giorno di Pentecoste. Dio vuole che l'annuncio della Chiesa sia per forza. Fratello, mi metti al muro se dici per forza, perché io il battesimo non l'ho ancora realizzato. Dio vuole che l'annuncio della Chiesa sia per forza spinto dalla potenza dello Spirito Santo. Trovatemi un passo nel Nuovo Testamento, non lo troverete. E se non lo trovate, andate nell'Antico Testamento. Trovatemi un passo in cui Dio legittima i credenti a non cercare la pienezza dello Spirito Santo per essere testimoni di Cristo nel mondo, e io, dandovi ragione, smetterò di predicare così. Ma non lo troverete. Non lo troverete. Perché a Pentecoste il Signore ha dato lo Spirito Santo. E il messaggio è: l'annuncio che vi do non è un racconto, uno può accettarlo oppure no, è legato alla Pentecoste, è legato a una mietitura, i cuori saranno toccati, le anime saranno trasformate, qualcuno accetterà Gesù come Salvatore e sarà raccolto nel granaio di Dio. Ci sarà un raccolto, ci sarà, perché sarà lo Spirito Santo a convincere i cuori. Fratelli, questa mattina cerchiamo la pienezza dello Spirito Santo. Amen. Non lo faccio mai, ma ieri sera ho voluto cercare. Paolo dice ai Romani, ed è un passo che ci lascia senza parole, capitolo 10, dice: col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, di nuovo, ma questo è un passo pentecostale, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E poi Paolo dice: ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? Come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto: quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Ma qui c'è il sapore pentecostale. Qui c'è una pienezza di Spirito Santo che chiama, spinge, suscita, fa aprire la bocca, fa parlare, ma non è una parola umana. Noi ci ricordiamo quel passo in cui i figli di un uomo che era timorato di Dio ma non conosceva il Signore provarono a prendere autorità su un indemoniato, a parlare di quel Gesù che Paolo predicava. Se ne uscirono menati, nudi, scappando da quella casa. E quell'indemoniato si fece beffe di lui. Avevano parlato di Gesù. Ma non erano pentecostali. Biblicamente pentecostali. Non erano ripieni di Spirito Santo. Dicevo, ieri sera ho fatto una cosa che non faccio mai.
Nel mondo ci sono 7 miliardi di persone oggi. Ieri sera nascono 12.400 bambini ogni ora nel mondo. Muoiono più di 5.200 persone ogni ora nel mondo. In Italia siamo 60 milioni. Neanche lo 0,5% della popolazione italiana è cristiana, nel senso che ha la fede e crede nella salvezza che produce una nuova nascita. Non crediamo in Gesù, la fede che produce una nuova nascita. Neanche lo 0,5%, neanche 300.000 persone, ma contate larghi, per stare larghi. In Italia nascono 50 bambini ogni ora. Chi li raggiungerà? Si dice sempre che la nostra nazione è una nazione di anziani. Muoiono in Italia 72 persone ogni ora. Li abbiamo raggiunti? Solo guardando i paesi qui, Arona, Meina, Varallo Pombia, Divignano, i paesi qui in giro, Dormelletto, ci sono 27.000 persone. E noi vogliamo ancora raccontare la storia di Gesù? Quando Dio ha scelto la Pentecoste per battezzare nello Spirito Santo, quando Dio ha deciso di dare potenza alla sua Chiesa per essere testimoni della resurrezione. Fratelli, cerchiamo la pienezza dello Spirito Santo e non un'idea vaga, con l'evidenza iniziale delle nuove lingue, perché non ci può essere dubbio nei credenti, ma sono ripieno, non sono ripieno, mi sento ripieno, l'ho perso. Ci deve essere l'evidenza iniziale. Dio è un Dio buono, non mette in confusione i suoi. Ci ha dato un segno per sapere: sei ripieno, ora vai al mondo con la potenza che io ti do. E quando parleremo, non racconteremo una storia. Vedremo i cuori convinti, piegati a Dio, cambiare la loro vita, non aderire, non simpatizzare, ma cambiare la loro vita, diventare figli di Dio. Alleluia! Diventare figli dell'Iddio vivente, operai nel campo del Signore, potenti anche a guarire, anche a prendere autorità sui demoni. Questa è la Chiesa. E questa è la nostra Chiesa. Questa è la dottrina in cui crediamo. E avete visto che non me la sono inventata, l'ho letta qui. Questa è la dottrina di questa Chiesa locale. E vogliamo credere in questa dottrina, amen? Che deve diventare esperienza nella nostra vita. E lo deve diventare oggi, perché oggi il Signore vuole riempire la sua Chiesa del battesimo nello Spirito Santo, l'autentico battesimo nello Spirito Santo, con l'evidenza iniziale delle nuove lingue, con i doni dello Spirito Santo, con la potenza di Dio, con i segni e i prodigi che accompagnano la predicazione dei testimoni della resurrezione di Gesù. Questo noi vogliamo sperimentare. Alziamoci in piedi.